sostituzione per l'Arci di Treviso, esce con il numero 8 Matteo Michele ed entra con il numero 16 Francesco Casarini. Avete subito una curiosità, quel colpo di testa era diretto in porta o volevi servire un tuo compagno? No, non c'erano compagni. Ma volevi segnare? Sì, è andata bene dai, però secondo me un po' il portiere ha sbagliato perché era venuta fuori una palla un po' lenta, pensavo di dargli più forza. Sei rimasto sorpreso, è stato fermo qua. Sì. Pensavo me la desse subito Gabbu, però dopo era girato, ha cercato di andare al tiro, comunque è stato bravo dopo a metterla, era un po' lunga e l'ho colpita andando indietro, vabbè. Però volendo segnare. Sì. Quindi al di là del tuo gol, insomma, un 4-0 non si discute, no? No, penso che a parte secondo me 10 minuti dopo il primo gol, adesso non so il secondo gol a quanto distanza l'abbiamo fatto, che è venuto fuori su 5-6 minuti. Ecco, quei 5-6 minuti là siamo stati un po'. Sì, che non c'eravamo, abbiamo tirato un po', sì, magari forse convinti di un errore, insomma, la squadra che non deve succedere, che avevamo già mollato un po' subito. Poi il secondo gol ci ha messo subito ci ha dato un po' di fiducia e dopo da lì abbiamo cercato anche di giocare, anche se magari a un ritmo un po' basso, però la partita portava a questo, l'importante era non prendere gol. Ecco. La domanda che un po' si fanno tutti è se con questa partita avete imbroccato finalmente la strada che tutti si auspicano. Io vorrei andare un po' controcorrente, cioè credo che la strada che abbiamo imboccato dall'inizio è quella giusta. Purtroppo in un anno ci sono alti e bassi che una squadra ha, forse noi li abbiamo incontrati all'inizio, spero. Però ci sono 30 partite, le conclusioni si tirano sempre alla fine. L'importante secondo me è fino a febbraio essere lì insieme a chi ci sarà vicino a noi e poi da lì daremo lo sprint finale. Secondo me la strada è sempre stata quella giusta, dopo logico c'è un rodaggio poi. Sì, le prestazioni possono essere migliori o peggiori, però il lavoro che facciamo durante la settimana è sempre stato buono, abbiamo girato ruoli, abbiamo girato moduli per cercare di mettere in condizioni tutti i miei compagni di esprimersi al meglio e penso che adesso stiamo arrivando a aver incastrato le cose giuste al di là di chi scende in campo, però è un modulo che esalta le nostre caratteristiche e ci siamo arrivati dopo 2 mesi e mezzo di lavoro, quindi penso che nel calcio 2 mesi e mezzo di lavoro si devono lasciare a chiunque, insomma, ecco. Poi ecco un dato interessante, da 3 partite e qualcosa la squadra non subisce gol, no? E quindi merito anche del portiere che sta facendo i miracoli, ma insomma un po' di tutta la squadra. Diciamo che il portiere vecchio già di per sé ti porta ad avere un po' di più fiducia in testa ai difensori. Poi adesso credo che il lavoro che abbiamo fatto dal 23 di luglio, che nessuno in questa categoria si è ritrovato il 23 di luglio, si vede, cioè fisicamente stiamo anche un po' meglio degli altri, corriamo. I campi pesanti adesso. Sì, quindi penso che i frutti si vedranno, insomma, ecco, bisogna stare tranquilli, è giusto quando le cose non vanno rimarcare gli errori, però bisogna stare attenti anche a non andare oltre, insomma, ecco, perché in 2 mesi e mezzo ci sta che una squadra nuova, una società nuova abbia tempo di amalgamarsi e di capirsi, insomma, ecco.